Buongiorno, io mi chiamo Daniela Favero dell'agriturismo Il Melo Innamorato a Clastra, nelle valli del Natisone. Oggi vi presento la ricetta degli strucchi lessi. Dunque, per la pasta ci serviranno delle patate lesse, della farina, del sale e delle uova. Per il ripieno, dell'uva passa, delle noci, mandorle, zucchero, amaretti e per il condimento finale della cannella e del burro. Andiamo a fare la preparazione del ripieno. Quindi avrò degli amaretti tritati, delle noci tritate, del croccante fatto di mandorle e zucchero tritato anch'esso, dell'uvetta. Impasterò tutti questi ingredienti assieme con un po' di grappa, quanto basta per ottenere questo impasto. Con l'impasto formerò delle palline che saranno il ripieno degli strucchi. Per l'impasto mi preparerò delle patate schiacciate con un uovo rotto, leggermente salato, e andrò ad impastare tutto assieme. Poi metterò la farina. Quindi impastiamo le patate con la farina fino a ottenere una palla consistente che poi tireremo con il mattarello. Ottenuta la sfoglia, tagliamo dei dischi . E metteremo il ripieno dentro ogni disco. E questi sono gli strucchi pronti per essere bolliti. Quindi passiamo alla cottura degli strucchi, immergendoli nell'acqua bollente. Quando verranno a galla saranno pronti. A questo punto, quando gli strucchi sono cotti, andremo a impiattare il nostro dolce. Finiremo la guarnizione con dello zucchero semolato, del burro fuso e una leggera spolverata di cannella e qualche fiore per guarnire il piatto. E questo è il piatto finito. Questa degli strucchi lessi è un'antica tradizione delle valli che io ripropongo nel mio locale e in genere l'accompagnamento ideale è con dello sligoviz.